importante in queste giornate di ripartenza delle scuole superiori al 70%, con le problematiche che stiamo vedendo su diversi territori comunque, stimolare e mettere in campo subito delle proposte per far sì, e lo diciamo oggi, che almeno a settembre tutte le scuole di questa regione possano ripartire in sicurezza. Lo diciamo per evitare di essere accusati di strumentalità poi quando magari evidenziamo le criticità che ci sono. Noi abbiamo ascoltato, io insieme alla collega D'Azao, anche i dirigenti scolastici, gli operatori della scuola. Il primo tema che chiediamo è quello di coinvolgere gli operatori della scuola in un tavolo insieme ai prefetti, ricordarsi degli istituti comprensivi per non lasciare soli i nostri comuni, ma ascoltare chi concretamente ogni giorno lavora nella scuola, perché da loro potremo anche capire come arrivare pronti a settembre. Seconda richiesta che facciamo e proposta che facciamo: potenziare da subito i trasporti ed evitare, per far sì che si possa arrivare a settembre evitando anche le entrate spezzettate e gli orari spezzettati. Permettetemi quasi una battuta: siamo 1.200.000 persone in questa regione. Abbiamo direttrici di arrivo alle scuole relativamente semplici, che sono quelle delle nostre città. Noi dobbiamo farci trovare pronti anche con i trasporti e evitare orari spezzettati. Rafforzare il tracciamento e la prevenzione all'interno degli istituti scolastici, anche con scelte dedicate. Tamponi rapidi e gratuiti per studenti e famiglie e, se serve, un dipartimento di prevenzione dedicato al settore scuola. Rafforzare immediatamente la parte informatica delle scuole, facendo sì che la fibra ottica non si fermi al ciglio e all'uscio dei nostri istituti, ma venga concretamente portata semplicemente e sistemata completamente all'interno degli edifici. Rafforzare gli organici con un'interlocuzione immediata con il Ministero. Non è l'anno in cui possiamo pensare di avere meno classi o di avere classi pollaio, come si suol dire. Dobbiamo avere gli spazi anche per le nuove fragilità e le risposte per disabilità e difficoltà che sicuramente ci saranno. Quindi una garanzia di organici confermati e ampliati. E ultima e non meno importante considerazione: intervenire subito sugli edifici scolastici per permettere di evitare sovraffollamenti e per mettere in sicurezza studenti e famiglie. Aggiungo anche con un'attenzione particolare ai territori, in particolare alle scuole di montagna, che ci segnalano non possono adire a finanziamenti specifici perché considerate troppo piccole. Non è il tempo delle scuole troppo piccole, è il tempo davvero di dare risposte a tutti. Come avete visto, e adesso integrerà la consigliera D'Azao, cerchiamo di essere propositivi e di agire e di dire le cose per tempo, mettendo in campo delle proposte per evitare accuse ridicole già sentite di strumentalità, ma con l'obiettivo che questa regione a settembre e finalmente possa dire che tutte le scuole di ogni ordine e grado possono riprendere a studiare e a lavorare in presenza e in piena sicurezza.